Eccomi qui per la mia recensione di questa palette Amrezi di Anastasia Beverly Hills. La scatola esterna è così rosa, mentre la palette vera e propria è questa qui, tutta rosa, glitterosa, ed è questa qui. Allora, si apre così. Ho perso avrete visto volare la plastica di protezione tra gli ombretti e lo specchio. Allora, questa è la palette, è cartone e io più di così non la apro perché sento che sto sforzando il cartone. Comunque questa qui c'è uno specchio e queste sono le colorazioni. C'è anche un pennello che io ho usato per fare tutti i make up che vedrete. Infatti ho fatto, aspettate che li conto, 2, 4, 6, 7, ho fatto 7 make up con questa palette. Nel proseguire il video li vedrete, ho sempre utilizzato il pennello in dotazione di questa palette. Come vedete queste colorazioni a me piacciono, di base hanno tra il nude e il rosa e rispetto alle altre palette questa palette è più lunga perché ci sono 2 cialdine in più. Praticamente in questa palette ci sono 16 cialdine, di cui 2 novità che sarebbero questa colorazione e questa, che sono dei glitter veri e propri pressati, mentre gli altri c'è un mix tra shimmer e opachi. A me piace come palette, mi piace come lavora questa palette, perché anche se proseguite a vedere il make up vedrete che gli ombretti si lavorano bene sia con il pennello, con il dito, si riescono a fare trucchi velocemente. Non ho il problema, come mi è successo con quella di Jeffree Star, che mi macchi la palpebra. Metto la mia classica quantità di primer, perché io lo metto sempre avendo, come vedete, la palpebra cadente, per cui per un mio bisogno di avere più durata metto sempre il primer. Però rispetto a quella di Jeffree Star metto la mia classica quantità e mi va bene così, gli ombretti mi durano e non ho avuto problemi che mi macchino la palpebra, mentre se ricordate quella di Jeffree Star devo metterne una bella quantità. Per quanto riguarda il fallout io non ne ho visto, riesco a stratificare e a sfumare bene gli ombretti senza il problema che mi cada qualcosa sul viso, per cui anche sotto questo aspetto per me è fatta bene. Ok, io adesso io l'ho acquistata dal sito di Sephora, comunque si dovrebbe trovare anche in negozio, e questa qui insomma è questa palette. Io adesso vi lascio ai miei 7 make up che ho realizzato, di cui le prime 3 clip vedrete un occhio di un tipo e un occhio di un altro tipo. L'ultima clip è il trucco che mi vedete anche addosso adesso, per cui ho fatto entrambi gli occhi. Ed eccoci qui con la prima clip con questa palette. Volevo provare ad utilizzare questo rosa chiaro chiaro qui sull'arcata sopraccigliare, vediamo cosa succede, perché non l'ho mai fatto, perché come vedete in questa palette non c'è un colore panna o un colore panna opaco che vada bene qui. Prendo il colore qui sul pennello, quello da sfumatura, che è anche il pennello che è all'interno della sua palette, e metto questo colore qui sopra, che mettendone poco mi sembra che quasi neanche si noti. Io qui ne ho messo veramente poco, però vi devo dire che come non mi sembra che si noti praticamente. Provo a farci un'altra passata, però mi sembra che ci possa anche stare come colore qui sull'arcata sopraccigliare. Per quanto riguarda la piega, prendo questo marroncino qui e faccio la piega
sempre con lo stesso pennello. Anche qui ne metto poco, poi preferisco prendere dell'altro colore e stratificare se ne sento la necessità. Comunque, come vedete, ho fatto super veloce a fare questa piega. Per quanto riguarda la parte qui iniziale dell'occhio e centrale, ho deciso di utilizzare i due colori più svamp, cioè su un occhio volevo mettere l'azzurro e su un occhio volevo mettere il rosa. Giro il pennello dalla parte piatta e inizio con l'azzurro. Questo è quello che ho preso dal pennello. Come vedete, per scrivere, scrive. Mi do una mano con le dita, questa è la colorazione. E questo sarebbe un occhio fatto. Prendo la parte rosa. Mi riaiuto con il dito, questo sarebbe il colore rosa. E questo sarebbe anche l'altro occhio fatto. Nella parte finale dell'occhio ho deciso di provare a mettere questo marroncino in entrambi i casi, che è un opaco. Prendo il pennellino, prendo il colore con il pennellino, questo sarebbe il colore. Scarico un attimo il pennellino sulla mia solita spugnetta, quella di Sephora, e riprendo un attimo con il pennello l'azzurro per dare più sfumatura verso il marrone. Ed ecco fatto quest'occhio. Dopo, eventualmente stratificando qui il marrone, posso farlo diventare più intenso. E utilizzo lo stesso marrone anche per l'altro occhio. Prendo il colore e questi sarebbero i due occhi fatti con queste due colorazioni. Volendo, visto che in questa palette ci sono due colorazioni che sono glitter, cioè questo e questo, senza prendere i glitter con il dito e fare la parte qui centrale, ho scoperto un metodo che non avevo mai usato, che mi sta anche piacendo. Prendo i glitter con il pennello, per esempio in questo caso ho preso questi, sbatto un attimino l'eccesso, qui ci sono un po' di brillantini e ci passo sopra un po' su tutto l'occhio, così tranquilla, in questo modo, come vedete, picchiettando il colore. Ed ecco che creo quella parte di un po' di glitteroso messo un po' dappertutto. E su questa palette, a parte qualsiasi colorazione che utilizza, delle volte vi dico che faccio questo lavoro. Al posto di mettere i glitter al centro, li prendo con il pennello e faccio quello che vi ho fatto appena vedere. E questo sarebbe l'effetto con i glitter spiaccicati sopra un po' dappertutto. Ok, metto il mascara e torno. Ed ecco qui il make up fatto, una parte con i glitter, una parte senza, giusto per darvi anche questa idea. Come vedete, fallout non ne ho avuto, per cui ottimo anche questo. Mi allontano dall'immagine ed ecco qui più o meno il trucco completo. Come mascara e come rossetto ho utilizzato il mascara di Nabla e come rossetto ho utilizzato quello in stick di
Huda Beauty Gold Trip, questo rosino chiaro, e questo sarebbe il trucco. Allora, da una parte rosa così e da una parte l'azzurro così. Ok, io per questa clip la chiudo qui e ci vediamo nella prossima clip con altre proposte. Ed eccoci qui. Allora, per questa clip utilizzo sempre questo rosa chiaro 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 da mettere qui sopra. Nella piega questa volta utilizzo questo marroncino nella parte qui iniziale centrale dell'occhio. Allora, su un occhio metto questo shimmer, su un altro occhio metto questo shimmer. Inizio con lo shimmer più chiaro, che sarebbe questo. Questa è la colorazione presa con il dito. Questa invece è la colorazione più scura. Questa è la colorazione presa con il dito. Riaggiusto la parte qui iniziale dell'occhio. Ok, adesso nella parte finale, nella parte più scura metto il nero, mentre nell'altro occhio metto questo marrone scuro. Questo è il marrone scuro e lo metto nella parte qui più chiara. Ci faccio più di una passata. Così intensifico la colorazione come preferisco. In questo caso riesco già, perché ho preso poco colore, riesco già a dare una sfumatura che può andare bene. Riprendo il colore giusto per concentrarmi un po' di più qui sull'angolino. Ed ecco fatto quest'occhio con il marrone. Prendo il nero. Questa sarebbe la colorazione nera. Come vedete anche in questo caso, prendendo poco colore, alla volta riesco a non avere il pennello pieno di colore, riesco a sfumare meglio qui i due colori. Queste sono le due colorazioni fatte. Adesso però, come ho fatto nel precedente trucco, questa volta però volevo utilizzare questi brillantini e volevo metterli sempre utilizzando il pennello. Li prendo con il pennello, ne ho presi un po' con il pennello e volevo metterli qui quasi tono su tono, così danno quel brio di luminosità in più, però questa volta si notano un po' meno rispetto al trucco precedente, perché hanno entrambe le colorazioni hanno più o meno, uno più rosato, uno più sul rosso e uno più sul marrone. Queste sono le due tonalità che sono glitter. Vedete, in questo caso li ho messi, danno più luce, però rispetto al trucco che ho fatto precedentemente si nota meno questa pagliuzza di vedere proprio il quadrettino di brillantino. Qui sono più tono su tono, per cui danno più effetto luce e meno effetto che c'è il brillantino sopra. Metto il mascara e torno. Eccomi qui con il mascara messo. Come vedete, fallout non me ne ha fatto, per cui ottimo anche questo. Come
come durata di fare il make up ho fatto super veloce. Questo è uno di quei casi in cui anche la parte scura non mi dispiace, perché è sì più scuro rispetto a questo, però ha lo stesso un punto di luminosità, e il nero sì è nero, però non lo vedo nero 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 nero, a parte che io non l'ho stratificato molto, però messo così mi piace com'è il risultato. Per cui questi sono i due trucchi. Questo è un occhio sul più chiaro, questo è l'altro occhio sul più scuro, e queste sono altre due proposte di oggi. Anche oggi, come avete visto, mi sono messa qui sopra i brillantini, che rispetto alla clip precedente non si nota il quadrettino come vi avevo detto, ma dà più un luccichio al tutto. Come rossetto e mascara sono gli stessi della clip precedente, e questo è il risultato anche per questa clip. Alla prossima clip, ciao! Vi dico ciao, però ci sono altre clip perché devo ancora sono 16, dovrebbero essere 16 gli ombretti, per cui li devo ancora finire e ci saranno altre clip. Ed eccoci qui per un'altra clip. Allora, in questa clip ho già messo, visto che ve li ho già fatti vedere, nella carta sopraccigliare questo e nella piega questo. Adesso nella palpebra mobile su un occhio metto questo e su un occhio metto questo. Questo è il colore rosa, che è molto molto chiaro rispetto a quello che ho utilizzato fino ad ora. Adesso sto passando alle colorazioni più chiare. Allora, questo è l'effetto con il pennello, che si vede il bris luccicare, sembra quasi più un top coat che un ombretto. Questo sarebbe il colore preso con il dito. Ecco che con il dito si riesce a rendersi conto di più della base colore che c'è in questo ombretto. Questo è l'altro colore, quello più colore salmone, e lo metto sull'altro occhio. Questa è la colorazione presa con il dito. Nella parte esterna di entrambi gli occhi metto questo colore. Anche qui, stratificandolo, si aumenta l'intensità del colore. Facciamo anche l'altro occhio. Questi sono i due occhi fatti senza mascara, e il colore qui si può stratificare quanto si preferisce. Adesso metto il mascara e torno. Eccoci qui con il mascara messo. Questo è l'effetto di questi due make up, uno più luminoso, uno lo stesso luminoso, però il colore qui all'inizio è più un colore salmone, io lo chiamo. Comunque questo è l'effetto. Diciamo che entriamo nel contesto della palette, che ha degli ombretti che portano verso il rosa. Mi allungo l'immagine, no, così mi sono avvicinata, sbaglio sempre. E questo qui è l'effetto, come mascara e rossetto sono gli stessi delle clip precedenti, e questo è l'effetto di questi due make up. Uno è così, l'altro è così. Questi sono i classici make up che al mattino mi piace mettermi, mi vedo luminosa negli occhi. Ok, dopo questa proposta, nella prossima clip vedrete l'ultima proposta, anche perché l'unico colore che devo ancora utilizzare sarebbe questo rosa qui, se no il resto ve li ho fatti vedere tutti. Per cui nella prossima clip utilizzerò quello, e sarà anche il mio ultimo make up per utilizzare tutte le colorazioni, così poi passeremo alla recensione finale.
Ed eccoci qui per l'ultimo clip come make up di questa palette. Allora, ho già messo questo colore nell'arcata sopraccigliare, mentre la piega l'ho fatto con questo colore. Adesso nella palpebra mobile metto questo colore luminoso e nella parte finale metto questo colore qui. Questo è il colore luminoso shimmer. Lo prendo con il dito, questa è la colorazione, mentre questa è la colorazione qui più scura, opaca, che metto qui nella parte finale. Ed ecco l'occhio fatto. Qui ho stratificato 2 volte, forse ce ne metto un altro po'. Questa sarebbe la terza stratificazione che faccio. Qui nella parte finale faccio l'altro occhio, metto il mascara e torno. Questo qui è questo make up con il mascara messo. Anche questo molto rosa, molto carino per i miei gusti. Ed eccomi qui. Allora, come mascara e come rossetto sono gli stessi delle clip precedenti. Questa è l'ultima mia proposta, infatti l'ho fatta, ho fatto entrambi gli occhi, anche perché così ho finito completamente tutte le colorazioni di questa palette. Ok, io adesso vi lascio alla mia recensione finale. Ok, vi ho fatto vedere l'utilizzo di questa palette, che il miglior modo per vedere com'è una palette è vederla in funzione sugli occhi. Io adesso vi faccio passare 2 foto anche degli swatch, una foto della prima riga e una foto della seconda riga. Ok, sono ritornata. Che altro aggiungere? Per quanto riguarda la polverosità che di solito viene giudicata in queste palette, c'è, non dico di no, però a me non dà fastidio. Per cui piuttosto di avere una palette che macchia la palpebra, che non si sfuma bene, preferisco avere una palette un po' polverosa ma che mi si sfuma facilmente, ho la velocità di fare un trucco, non mi fa macchia, non mi fa fallout. Io tra le due scelgo la seconda possibilità. E comunque queste qui ve le ho già fatte vedere, sono le colorazioni. Io non ho nient'altro da aggiungere perché ve le ho fatte vedere in azione, che è la cosa migliore. Vi ho fatto vedere le foto degli swatch, che così potete rendervi conto anche da una foto come sono più o meno queste colorazioni. E devono piacere le colorazioni naturalmente, come ogni acquisto di ogni palette, o ci deve essere quel guizzo che fa piacere la colorazione delle palette. Ok, io adesso per questa recensione vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!